Allora, questo è un quartiere storico a Vicenza, Villaggio del Sole, è un quartiere urbanisticamente modello di edilizia popolare, è stato studiato in tutta Europa. Se domani siete ancora qui con la luce del sole vi invito a visitarlo. È un quartiere modello perché è stato definito da architetti di fama europea come un bellissimo esempio di equilibrio tra spazi pieni e spazi vuoti. Ha sempre favorito l'aggregazione delle persone. Io sono arrivata qui che avevo 2 anni, eravamo tutte famiglie operaie e da subito si è respirata un'aria di solidarietà, di convivenza straordinaria, favorita dalla struttura stessa, il centro sociale al centro del quartiere, la chiesa al centro, la scuola al centro, un'isola pedonale dove i bambini qui potevano giocare senza nessun pericolo. Siamo cresciuti insieme sin da piccoli così. Baluardo di queste politiche è sempre stata un centro sociale molto attivo, scuole di musica, scuole di teatro, gruppi femministi, centri sociali, eccetera, e una parrocchia dove ci hanno sempre trattato molto bene, hanno mandato gente in gamba, sempre, no? Quindi con questo grande edificio. Quartiere di sinistra, comitato di quartiere, ultime elezioni andiamo a vedere il quartiere diventato leghista, no? Io ho un cuore spezzato per questo, ed è un quartiere a Vicenza ad alta densità multietnica. Qui c'è una casa che noi chiamiamo la Bissa, è fatta a S, delimita il quartiere su una specie di autostrada. Questa casa è stata abbandonata dai vicentini che hanno postuto perché c'è sotto traffico e ci sono tutti i continenti di questa terra rappresentati lì. Di fronte a questo le amministrazioni precedenti, decisamente di destra, ci hanno abbandonato totalmente. Il baluardo di questa situazione è stata la scuola elementare con alcune maestre molto intelligenti che hanno subito applicato politiche di accoglienza, di integrazione, e ultimamente ancora una volta una parrocchia che si ritrova a sopperire l'assenza di progetti, perché naturalmente i politici hanno investito solamente con strutture per gli anziani perché pensavano che il quartiere sta invecchiando, quindi noi raccogliamo voti solo se diamo, no, il campo delle bocce, del centro, 2 centri anziani ci sono. E invece il quartiere è alpini dappertutto, che pianta, bacheche, cose, monumenti, no? Il quartiere si sta ripopolando ed è denso di bambini, no? Multietnicità assoluta, vi assicuro, tutti i continenti sono rappresentati e ci sono soprattutto il blocco dei ragazzi interessantissimo, la seconda generazione che io vedo a scuola. Io insegno in una scuola superiore di Vicenza, potrei dirvi che Vicenza sapete è la città del Palladio, no? Noi l'anno scorso abbiamo diplomato con 100 e lode una ragazza di origine serba che con una tesi su Palladio, no? Mi domando se però con il suo cognome potrà spendere queste competenze nell'ambiente veneto. Ecco, no? Un po' la sfida sappiamo è questa. Ecco. Quindi la sfida di cui stiamo parlando adesso è dentro questo quartiere, no? È dentro le famiglie che stanno convivendo tra di loro, no? Tutto sommato si rifletteva anche con politici locali che grossi episodi di disordine non sono mai scoppiati. Però non lo so, ecco, fino a che punto, se non si continuerà con politiche, no, di attenzione, reggerà questo. Questo luogo, il bar educativo, spazi come questi, sono nati dall'intelligenza di una comunità ecclesiale che si è accorta che nel campo qui davanti giocano a calcio ragazzi di tutte le nazionalità parlando in italiano. Quindi l'italiano come lingua veicolare di comunicazione, no? E tra l'altro se parli con queste famiglie, perché dite qua noi vogliamo parlare italiano, no? E anche questa, ecco, e anche certe cose io credevo anche nella multiculturalità, quei ragazzi, gli adolescenti, li ho anche a scuola, loro vogliono essere tutti uguali, no? Si omologano facilmente così, ecco. Quindi, ecco, volevo solamente raccontare la storia di dove siete, che veramente questo quartiere, e credo qualcun altro di Vicenza, con l'altro che è dalla parte opposta, Vicenza Est, il quartiere di San Pio X, no, sono i 2 poli multiculturali della città, solo che qui siamo favoriti da questa spinta naturale all'aggregazione che abbiamo data dalla struttura bella di edilizia popolare del quartiere. Quest'anno saranno 60 anni e c'è un'associazione che li celebrerà con convegni
eccetera, mentre forse dall'altra parte della città, San Pio X, sono un po' poco facilitati dalla disgregazione urbanistica delle case, no? Ecco. Noi siamo a contatto con ciò che sta succedendo a Montecchio avveniva anche un grande incontro, mi risulta, di preghiera multiculturale, così, che ha dovuto necessariamente trasferirsi a Vicenza perché il sindaco è riuscito a farli sloggiare, no? Ecco. Qui a Vicenza si respira anche un'aria diversa, no? Ci sono vari percorsi di dialogo e integrazione. Basta, volevo solo raccontare questa storia che è anche carina. Grazie. Speriamo ci sia solo di San Pio, perché tra l'altro mio marito è il negro là in fondo e ecco, cioè, per esempio, e qui non solo abbiamo 2 campi rom, uno qui e uno molto integrato giù per il Biron, perché sono proprietari, cioè sono furbi, si sono comprati il terreno, quindi la scuola anche ospita bambini rom e anche la scuola media, no? E quello che noi abbiamo sperimentato è che se i bambini tu non instilli nessun germe di nessun tipo, stai ben attento in casa a non pronunciare la parola allo zingaro che ti porta via, questo e quello, ma parli di cultura rom, parli di altre culture, i bambini veramente crescono tra loro amici. E la mia speranza in questo quartiere, perché andando a scuola, giocando a calcio, giocando fuori, veramente le bambine col velo che girano con la mia che non ce l'ha insieme a scuola, c'è anche questo. Però se non veniamo aiutati da politiche sociali, da un orizzonte anche più vasto che bisogna costruire, non ci se la fa neanche nel piccolo.